Una prodezza balistica, oseremmo dire, del fantasista argentino Cristian Jama permette all'Akragas di sbloccare una gara destinata ad un salomonico pari e che alla fine non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Ma nel calcio si vive anche di episodi e l'Akragas ne ha avuto un paio favorevoli che si sono mostrati determinanti ai fini del risultato finale. Facciamo un passo indietro, ripartendo dal primo minuto. Il primo quarto d'ora trascorre in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre pronte a fronteggiarsi a centrocampo, però senza creare pericoli per i rispettivi portieri. Il primo tiro in porta è della Cragantino Grillo al 18°, il quale si destreggia bene e lascia partire un pallone neutralizzato senza problemi dal portiere Scuffia. Non dà da farsi sotto il Canicattì che con Meneses si presenta tu per tu con Sorrentino, ma il tiro finale arriva debolmente tra le braccia del guardiapali di casa. Al 38° l'episodio che manda a carte 98 i piani strategici dell'esperto trainer Orazio Pidatella. Viglianisi entra duro su Puglisi, l'arbitro vede tutto ed estrae il rosso diretto. Canicattini in inferiorità numerica a pochi minuti dai primi 45. Al ritorno in campo l'Akragas inizia a pigiare in avanti alla ricerca del vantaggio che trova al 53° con Jama. C'è un continuo batteri sulla tre quarti, interviene di forza l'argentino che dalla distanza beffa il portiere Scuffia, il quale viene tradito da uno strano rimbalzo del pallone. Sbloccato il risultato, l'Akragas prende coraggio, la gara diventa nervosa e a farne le spese sono altri due giocatori ospiti biancorossi. Tedesco per doppio giallo e Camarà per un brutto fallo su un avversario. 11 contro 8. La gara sembra essere in discesa per l'Akragas, che adesso ha le redini del gioco in mano. Corre l'81°, Trombino segna il bis, abile a mettere dentro e a porta sguarnita a conclusione di un'articolata azione di sottoporta. Ormai manca poco, la compagine dei Templi paga del risultato, pensa solo a gestire il tempo rimasto, ma un errato retropassaggio tra Rossi e il portiere sorrentino permette a Sidibe di inserirsi e depositare il pallone in rete. Sul 2-1 i brividi scorrono sulla pelle dei tanti spettatori e qualche fischio piove dalla tribuna, forse per paura. Al triplice fischio festeggiano i calciatori acregantini stremati, ma soddisfatti di aver incamerato i 3 punti in palio. Soddisfatta la nuova presidente dell'Akragas Roberta Lala, che inizia bene il suo mandato. Prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo 1° novembre con la trasferta di Locri, mentre il Canicattì ospiterà il Real Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Allora, mister, partita buona fino all'82esimo, 83esimo, Sì. dopo il 2-0 poi è successo un cortocircuito forse. Siamo sicuri di avere già portato a casa il risultato, è incredibile, cioè avete rischiato veramente di farvi pareggiare. No, io non credo che dipenda dalla troppa sicurezza, io credo che sia stato un errore di reparto e singolo, che però questo non giustifica il fatto poi di subire, soprattutto nei riguardi di un ragazzo del 2004, delle offese da parte di alcuni tifosi, che forse non sono neanche tifosi a questo punto, perché io sono felice per i ragazzi, però un po' arrabbiato, perché io credo che oggi la prestazione, oltre il risultato, la prestazione è andata oltre il risultato. Poi è vero che abbiamo fatto quell'errore, è stato un errore anche di, ripeto, forse di troppa sicurezza, però credo che non sia una cosa che possa passare inosservato, perché questi sono ragazzi ai quali bisogna fare semplicemente i complimenti per il lavoro che stanno facendo. Se diamo tutto per scontato, secondo me non è assolutamente corretto. Oggi c'è stata una grande partita, una grande Akragas per tutti a 90 minuti, poi c'è stato uno sbarione difensivo. Ripeto, però non è giustificabile quel tipo di reazione e di commenti da parte di qualcuno, non di tutti i tifosi dell'Akragas, ma di qualcuno, e credo che queste cose non possono essere accettabili. Che partita è stata, mister? Io credo che sia stata una partita giocata veramente a un livello alto da parte dell'Akragas, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche atletico, fisico, da un punto di vista della mentalità. Io ho visto veramente una bella partita, come abbiamo fatto una bella partita con la Vibonese e con il Trapani. I ragazzi commentavano questo dentro lo spogliatoio, erano felicissimi della partita che avevano disputato.
Oggi per fortuna è arrivato anche il risultato, credo oltremodo meritato. Faccio i complimenti anche al Canichetti perché sapevo già che era una squadra che non avrebbe mollato fino alla fine e noi per un errore nostro abbiamo preso il gol del 2-1 loro in 8 uomini, ma questo voglio dire per me non è una sorpresa, il Canichetti è una squadra che darà filo da torcere a tutti perché è una squadra che davvero non molla mai, però io credo che oggi va sottolineato la partita che ha fatto l'Akragas, chi non lo fa credo che non sia concettualmente onesto. Questi 3 punti che importanza hanno, che valore hanno? Tanto perché abbiamo rimediato alla sconfitta che abbiamo subito a Napoli e quindi ci siamo rifatti subito e ci siamo rifatti con una squadra che era addirittura più alto in classifica rispetto a noi, una squadra che farà un ottimo campionato, il Canicattì, e quindi ci siamo rifatti con un avversario tosto, un avversario importante, un avversario che è come noi, un avversario che cerca la salvezza, cerca punti salvezza, quindi credo che questa vittoria valga tantissimo per proseguire, come dicevamo ieri in conferenza Davide, per proseguire un percorso che sta andando avanti da un po' di tempo. Io oggi conto l'11ª partita ufficiale, l'8ª vittoria di questi ragazzi tra campionato e Coppa Italia. Abbiamo passato 3 turni in Coppa Italia, qualcuno mi faceva notare che forse in Serie D all'Akragas non era mai successo e per cui io continuo a dire che questi ragazzi secondo me vanno soltanto elogiati. Se poi c'è qualcuno che non si sa per quale motivo, di quale natura sia, debba per forza screditare qualcosa o qualcuno, allora io questo non lo so, non lo saprò mai forse. Poteva andare meglio, però ci siamo portati i 3 punti che ci servivano a casa. Questo ridà l'entusiasmo a noi, ai giocatori e alla tifoseria. Per noi questi 3 punti sono fondamentali per continuare il campionato, perché abbiamo degli obiettivi, quelli comunque di avere un punteggio a fine campionato di centro alta classifica. Quindi ringrazio i nostri ragazzi, abbiamo anche incontrato un avversario difficile, un avversario importante. Noi cercheremo comunque di apportare tutti i correttivi possibili affinché l'Akragas possa realizzare quello che è il nostro obiettivo, alta classifica. Quali sono? Sì, prego, A prego. proposito di correttivi, finalmente sono arrivati dei nuovi giocatori, Mirval, Leuca giocherà nella prossima partita, vi assicuro che giocherà, per gli altri dobbiamo temporeggiare ancora un po', ma saranno tutti presto operativi. I suoi obiettivi da presidente dell'Akragas quali sono? Io prima di essere presidente sono stata quella che ha assistito a tutte le partite da tifosa, quindi a me mi lega all'Akragas un sentimento di amore e di appartenenza a questa città. Gli obiettivi, come l'ho detto, sono quelli di fare in modo che l'Akragas si stabilizzi nella Serie D. Quindi quest'anno noi non abbiamo promesso di fare il salto di categoria, ma di far mantenere l'Akragas in Serie D con un buon risultato di media-alta classifica, come ho detto poc'anzi.